Amici, il video di oggi non era previsto, ma siccome lungo la mia pedalata ho trovato una bella chiesetta, ho deciso di farvela vedere. Se vi piacciono le piccole chiesette montane, vi invito anche a dare un'occhiata ai miei precedenti video e ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sui miei prossimi giri. Sto attraversando l'abitato di Priuso, in provincia di Udine, e sto percorrendo a ritroso la strada che i ciclisti hanno percorso nella tappa numero 14 del 22 maggio 2021 del Giro d'Italia, provenendo dal Monte Rest. È la prima volta che vengo da queste parti e devo dire che, tornante dopo tornante, questi posti mi piacciono molto. Ma la vera sorpresa arriva dopo la breve galleria. Mi ritrovo infatti, alla mia destra, questa chiesetta. Ora non ho tempo per fermarmi perché mi sto allenando e sto tenendo dei ritmi. Mi fermerò a visitarla con calma al mio ritorno. E niente, adesso torno indietro e vi faccio vedere una chiesetta che ho trovato prima mentre facevo la salita. Adesso ci sarà più o meno 1-2 chilometri prima di arrivare a questa chiesetta e appena arriverò ve la farò vedere. Vi lascio ancora qualche immagine della natura di questi posti. Ed eccola, proprio sul tornante, la chiesetta. Ho provato a cercare informazioni, ma non sono riuscito a trovare nulla di utile da dirvi su questa chiesetta. La chiesetta della Madonna del Vergon. Come potete vedere è molto piccola e carina. Non appena si varca l'ingresso ci si trova nella piccola ed accogliente navata. L'abside è un vero e proprio gioiello, con le pareti completamente affrescate. Al centro del presbiterio invece si trova un altare. Sul muro di sinistra è presente una buca per le offerte. Qui si possono vedere alcune candele votive, mentre al muro di destra vi sono appoggiati alcuni fiori di plastica. Nel muro interno è appesa una pergamena con una preghiera in lingua friulana ed un'altra preghiera scritta a mano. Queste sono le persone a cui la struttura è dedicata. Lateralmente, nella parte alta delle mura, vi sono le nicchie che ospitano le raffigurazioni delle stazioni della Via Crucis. Il soffitto è realizzato con travi lignee, mentre nella parte alta del muro che delimita frontalmente il presbiterio si legge Beatam me dicent omnes generationes, citazione proveniente dal Magnificat, che si può tradurre con tutte le generazioni mi chiameranno beata. All'esterno della chiesetta è presente anche una piccola ancona con una piccola statua della Madonna col bambino. Bene, è tempo di tornare indietro. Sono veramente contento di aver scoperto questa bella chiesetta, sia come architettura, ma soprattutto per la bellezza degli affreschi interni. Sinceramente non me li aspettavo. Ora, tornante dopo tornante, galleria dopo galleria, chilometro dopo chilometro, terminerò il mio giro. Chiesetta della Madonna del Vergon, Lucoral è stato qui. Un saluto in bici da Lucoral.